drago raffreddato. Jules adora guardare il cielo di notte. Suo padre gli ha regalato un fantastico telescopio e guardano le stelle insieme ogni volta che ne hanno l'occasione. Un giorno ricevettero entrambi una grande sorpresa. Durante una delle loro osservazioni notarono che alcune delle stelle stavano perdendo il loro bagliore. Molto preoccupati decisero di investigare per scoprire cosa stesse succedendo nel cielo e saltarono a bordo del loro razzo spaziale. Quando arrivarono sulla Luna udirono un rumore terribile. In realtà era come il suono di un enorme starnuto. Si diressero lentamente verso il suono. Un enorme drago grigio, con la coda a pois, stava starnutendo e sbuffando. Ora uno starnuto, ora uno sbuffo. Poiché il drago era tanto grande e forte, ogni suo sbuffo percorreva uno spazio molto esteso. Arrivava fino alle stelle. Dopo ogni sbuffo, alcune delle stelle semplicemente si spegnevano. Jules e suo padre capirono perché le stelle avevano perso il loro bagliore. Tornarono a casa. Tuttavia Jules era molto dispiaciuto. Non riusciva a dimenticare il volto del drago, che nonostante sembrasse feroce, appariva anche terribilmente triste. Non riusciva a smettere di pensare a come le belle stelle scomparissero nell'oscurità. Suo padre gli aveva proibito di avvicinarsi al drago, ma lui aveva deciso che era importante salvare le stelle ed evitare la completa oscurità. Saltò segretamente il suo razzo spaziale e lo parcheggiò sulla Luna. Prese del pesce che sua madre teneva nel frigorifero e lo offrì al drago. Quando Jules si avvicinò al drago, questi cercò logicamente di difendersi mostrando gli artigli. Ma quando vide che Jules le aveva portato del cibo, iniziò ad avvicinarsi al bambino. Il drago odorò il pesce che Jules aveva appoggiato a terra e lo divorò in un sol boccone. All'improvviso il drago iniziò a piangere. Jules gli diede dei colpetti sul capo e lo tranquillizzò. E il drago, che sorprendentemente era di natura piuttosto affettuosa, permise al bambino di accarezzarlo. Poi spiegò che il suo fuoco era semplicemente finito. Era incapace di sputare fuoco e la cosa durava ormai da giorni. Ecco, questa era la ragione della sua tristezza. Ogni volta che cercava di sputare fuoco dalla bocca, veniva fuori solo una nuvola d'aria, senza traccia di fuoco in essa. Ci aveva provato e riprovato, ma invano, poteva emettere solo aria. Jules pensò: ecco perché le stelle hanno smesso di brillare. Ora capiva la situazione. E la seguente cosa che doveva scoprire era perché il fuoco del drago fosse scomparso. Jules, che era un buon osservatore, notò che il drago era molto raffreddato ed aveva il naso rosso. Drago, quando ti sei preso il raffreddore? Non lo so, qualche giorno fa. E quando hai perso la tua fiamma? Non lo so, ma aspetta, forse sì, penso di aver perso il fuoco quando mi sono preso il raffreddore. Ora dobbiamo soltanto sbarazzarsi di questo raffreddore. Aspettami qui, non te ne andare. Ed è molto, molto importante che tu smetta di soffiare. Jules tornò di nuovo a casa. Trovò la zuppa speciale che sua madre aveva preparato per lui e la riscaldò e poi la portò al drago malato. Ecco, bevi questa zuppa calda.
Ti ho portato anche 4 coperte. Avvolgiti in esse, riscaldati e riposa. Lentamente, se ti riguardi, guarirai. Detto fatto, il drago beve la zuppa preparata dalla mamma di Jules e si riposò e si tenne caldo e comodo sotto le coperte. Dopo un po' di tempo il raffreddore era passato. «Forza, drago!» disse Jules. «Vediamo se puoi sputare fuoco». Il drago soffiò delicatamente e dalla sua bocca fuoriuscì un lampo di luce. Entusiasta, il drago soffiò con più energia e stavolta produsse una grande fiamma. Successo! Era guarito! Il suo fuoco era tornato. Il drago continuò a ringraziare Jules per averlo curato. Era così felice. Giocarono insieme per un po', ricorrendosi e ridendo. Il drago portò Jules a fare un giro, ma Jules sapeva che era l'ora di tornare a casa. Si dissero addio e Jules promise al drago che sarebbe tornato presto ed avrebbero giocato ancora. Quando Jules arrivò a casa, i suoi genitori lo stavano aspettando con sguardi arrabbiati. «Hai preso la mia zuppa e il pesce che avevo comprato per pranzo», disse sua madre. «Hai preso il razzo quando ti avevo proibito di farlo», disse suo padre. Poi Jules spiegò come aveva curato il drago e i suoi genitori furono molto contenti perché le stelle non erano più in pericolo. Tuttavia, per aver disobbedito ai suoi genitori, Jules venne punito e restò senza televisione per una settimana intera.